Buonasera e benvenuti a Whispers of Naples. Questa sera voglio portarvi con me tra le strade di Napoli, non in una piazza famosa, non davanti a un monumento, ma dentro quei piccoli angoli della città dove la vita quotidiana continua a scorrere, proprio come ha fatto per generazioni. Immaginate di camminare lentamente tra i vicoli del centro storico. È sera. Le voci arrivano dalle finestre, qualcuno sta preparando la cena, da un bar arriva il profumo del caffè appena fatto e da qualche parte una vecchia radio accompagna il rumore della strada. Poi lo vedete, piccolo, rosso, appeso sopra una porta. Forse lo avete già incontrato senza sapere cosa fosse, un piccolo corno dalla forma particolare. A Napoli lo chiamano Ocurnicello e dietro questo piccolo oggetto c'è una storia che parla di fortuna, di paura, di tradizione, ma soprattutto parla del modo in cui le persone cercano di proteggere ciò che amano. Per capire il Curnicello dobbiamo entrare per un momento nella mentalità popolare napoletana. A Napoli esiste da molto tempo una forte tradizione legata alla scaramanzia e al cosiddetto malocchio, il cattivo occhio. Si tratta di una credenza popolare secondo cui uno sguardo carico di invidia o negatività possa portare sfortuna. Non tutti ci credono e non è necessario crederci per capire il significato che questa tradizione ha avuto nella cultura della città. Perché dietro ogni superstizione spesso c'è una paura molto umana, la paura di perdere qualcosa, la paura che una persona che amiamo possa soffrire, la paura di non poter fare nulla quando la vita prende una direzione che non possiamo controllare. Ed è forse proprio da queste paure che nascono i simboli. Il Curnicello è diventato, nella tradizione popolare napoletana, un piccolo simbolo di protezione e fortuna. Il suo colore rosso e la sua forma ricordano simboli molto antichi legati alla forza e alla protezione, mentre nella cultura napoletana il corno è stato associato nel tempo alla scaramanzia e alla difesa dal malocchio. Ma c'è qualcosa che mi affascina ancora di più. Immaginate una madre che dà un piccolo curnicello al proprio figlio prima che parta. Non gli serve una spiegazione, non deve raccontargli tutta la storia, forse glielo mette semplicemente in mano e gli dice: tienilo con te. E dentro quelle 3 parole c'è tutto. C'è la preoccupazione di una madre, c'è l'amore di una famiglia, c'è il desiderio di proteggere qualcuno anche quando non puoi seguirlo. Il ragazzo magari sorride, forse non crede nemmeno alla fortuna, ma mette comunque quel piccolo corno nella tasca, perché sa da dove arriva e sa perché gli è stato dato. Ed è qui che il cornicello smette di essere soltanto un oggetto, diventa un ricordo, diventa una promessa, diventa un piccolo modo per dire: ti voglio bene. Forse è proprio questo il motivo per cui certe tradizioni riescono a sopravvivere per così tanto tempo. Non perché ogni persona creda esattamente nelle stesse cose, ma perché il significato emotivo di un gesto può essere più forte della superstizione stessa. Il curnicello può essere appeso davanti a un negozio, può stare vicino a una porta, può essere appeso allo specchietto di una macchina, può diventare un piccolo gioiello, può essere regalato a una persona che sta iniziando qualcosa di nuovo e ogni volta può raccontare una storia diversa. Qualcuno lo considera un portafortuna, qualcuno lo tiene per tradizione, qualcuno lo porta con sé semplicemente perché glielo ha regalato una persona importante. E forse tutte queste persone hanno qualcosa in comune. Tutte stanno dicendo, in un modo diverso: spero che vada tutto bene. È una frase semplice, ma quante volte nella vita vorremmo poterla dire a qualcuno che amiamo?
quando nostro figlio esce di casa, quando una persona parte per un viaggio, quando qualcuno comincia un nuovo lavoro, quando una famiglia attraversa un momento difficile, quando non possiamo fare altro che aspettare. A Napoli, forse, quel piccolo corno rosso è diventato uno dei modi per trasformare questo desiderio in un gesto concreto. E c'è anche un'altra credenza popolare molto conosciuta. Si racconta che quando un cornicello si rompe possa significare che ha assorbito qualcosa di negativo e che abbia quindi protetto la persona che lo possedeva. Non è un fatto dimostrato, è una credenza, una di quelle storie che passano da una persona all'altra e che, con il tempo, diventano parte della memoria di una comunità. Ma anche questa storia ci dice qualcosa. Ci mostra il desiderio che tutti abbiamo di dare un significato alle cose che non possiamo spiegare. Quando qualcosa va storto, cerchiamo una ragione. Quando qualcosa va bene, cerchiamo un segno. E quando amiamo qualcuno, cerchiamo un modo per proteggerlo. Forse il cornicello non può cambiare ciò che accadrà domani, ma il gesto con cui viene regalato può cambiare qualcosa dentro di noi, può farci sentire ricordati, può farci sentire amati, può ricordarci che qualcuno, anche da lontano, sta pensando a noi. Ed è questo che rende le tradizioni così preziose. Non sono soltanto oggetti, non sono soltanto gesti, sono ricordi che attraversano le generazioni. Una nonna li racconta a sua figlia, una madre li racconta a suo figlio, e un giorno quel figlio, forse, racconterà la stessa storia ai propri bambini. Così una piccola tradizione continua a vivere. E forse è proprio questo il cuore di Napoli, una città capace di conservare il passato senza smettere di vivere il presente. Una città dove la fede può convivere con la scaramanzia, dove una risata può arrivare subito dopo un momento serio e dove anche un piccolo oggetto rosso può diventare il simbolo di un grande sentimento. Quindi, la prossima volta che vedrete un cornicello, non pensate soltanto alla fortuna, pensate alla persona che potrebbe averlo regalato, pensate alle mani che lo hanno tenuto, pensate alla porta sopra la quale è appeso, pensate a tutte le persone che guardandolo hanno forse pronunciato dentro di sé lo stesso desiderio: fa che tutto vada bene. Forse è questa la parte più bella della storia, non sapere se quel piccolo corno possa davvero proteggere qualcuno, ma sapere che, dietro di esso, può esserci una persona che ha desiderato con tutto il cuore che qualcun altro fosse al sicuro. E forse, in fondo, anche questo è un modo di amare. Caro Dio, proteggi le persone che amiamo, proteggi chi sta partendo e chi sta aspettando, proteggi le famiglie che stanno attraversando giorni difficili, dona coraggio a chi ha paura e serenità, a chi non riesce più a trovarla. E quando non possiamo proteggere con le nostre mani le persone che amiamo, aiutaci almeno a non smettere mai di pregare per loro, perché ci sono cose che non possiamo controllare, ma possiamo sempre scegliere di amare, possiamo scegliere di aiutare, possiamo scegliere di avere speranza. E mentre la notte scende lentamente sulle strade di Napoli, le luci delle case continuano ad accendersi. Il mare rimane lì, il Vesuvio osserva la città nel silenzio. E da qualche parte, sopra una porta, dentro una casa o appeso a una macchina, un piccolo cornicello rosso continua a ricordare una cosa semplice: che qualcuno ha pensato a qualcuno, che qualcuno ha desiderato fortuna per qualcun altro, che qualcuno, forse senza dirlo apertamente, ha detto: abbi cura di te. E forse questa è la parte della tradizione che vale più di qualsiasi superstizione: il desiderio di proteggere, il desiderio di amare,
il desiderio di vedere la persona che amiamo tornare a casa sana e salva. Questa sera, quindi, quando penserete a Napoli, ricordate anche quel piccolo corno rosso, non soltanto come simbolo di fortuna, ma come simbolo di un augurio semplice, un augurio umano, che tu possa stare bene. Grazie per essere rimasti con me. Grazie per aver ascoltato questa storia. Spero che la prossima volta che incontrerete un cornicello riuscirete a vedere dietro quel piccolo simbolo tutta la parte di Napoli che non si vede nelle fotografie. La Napoli delle famiglie, dei ricordi, delle paure, delle speranze e soprattutto dell'amore. Buonanotte, che Dio benedica Napoli e tutte le persone che portate nel cuore. Questo è Whispers of Naples by Vesuvio Chill House.